Data unica per le elezioni regionali e le elezioni amministrative. Assodato che a luglio non ci sarà alcuna consultazione, il Veneto che vogliamo, il movimento che candida presidente della regione il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni, propone di unificare le date e dare vita a un vero e proprio election day. Quello che noi chiediamo è che si voti secondo le norme democratiche, quindi potendo permettere una campagna elettorale da un lato, e dall'altra parte, come ho detto fin da principio, che è il nostro, insomma, cosa a cui forse teniamo di più, è che si possa fare un election day al fine di non sprecare soldi. Il che vogliamo è un movimento civico e popolare. Non facciamo politica di professione, almeno né io né Giorgio di sicuro. Vedere che 15 milioni di euro vengono spesi per anticipare delle elezioni quando potrebbero essere accorpate a tutte le amministrative in Veneto, noi pensiamo sia assolutamente irresponsabile. Non solo ragioni economiche alla base della richiesta, spiega il consigliere regionale Piero Ruzzante. E utilizziamo quei 15 milioni per darli ai cittadini che veramente hanno bisogno. L'election day è la cosa più ragionevole, più razionale. È razionale e ragionevole da un punto di vista economico, per le cose che abbiamo detto, e da un punto di vista sanitario. Noi dobbiamo mettere in sicurezza gli elettori del Veneto.